Io sono Ioanna Cabras, in Tiesino eravamo Giovanna Grava, che mi chiamano a San Benato. Ho 49 anni, sono cogliuata con tre figli. Tribaglio in Silcola e sono maltra, una maltra in cola. In questa famiglia mia siamo in famiglia mia di origine siamo in Battoro, tre malci, tre femmine, tre femmine e un malcio. E stiamo tutti in Tiesi. Babbo e mamma ragionano in saldo e tanto noi pure uso e con noi pure ragionano in saldo. Su saldo lo vedo da quando io minoretta e come a me pure frate mio e sorelle mia. Mamma vedi a ragionare nel locutoreso, in Tiesino una ramuso, mancare in mamma vedi de online e tanto comprendiamo pure su solo l'aeso, perché mamma con sua sorella, con suo fratello da regionale non l'aeso e con babbo in Tiesino. Già io inoltre sono da regionale non l'aeso, però ma su Tiesino non eravamo qui, lo vediamo su lo vedo sempre pure da poi che mi sono cogliuata penso a con marito mio regionale sempre in saldo. Come tapponata su comizio io sono una mastricola e su saldo l'impitto naramo che so maltra d'italiano e imparo italiano so pizzino però siccome io in saldo pure una collega mia tanto per aula so pizzino oramai la conoscene e lo comprendene da poi devo andare di in scuola mia istituto comprensivo di Tiesi abbiamo lavorato stiamo lavorando da vari anni con la lingua sarda. Dobbiamo dare grazie pure alla Regione Sardegna che ci ha finanziato progetti come progetto con la legge che danno la possibilità di imparare su saldo come la legge 3, la legge 26 la legge della Sardegna. Abbiamo fatto tanto tripaglio come a poter una prima elementare dopo lasciato pochi anni io questo pizzino che in che anni sono tripagliato meda con la lingua sarda tripaglio con la poesia hanno imparato a conoscere la poesia sarda e alla fare hanno partecipato pure a suo premio a suo concorso di poesia in Bidasa in tanta Bidasa e noi eravamo pure inchitu eravamo che viene pure bravo e questa passione gli si è restata pure come perché in scuola media sono seguendo questo tripaglio con questo pizzinello che a poco come in prima su Mattessi eravamo che siamo cominciando a fare dare su saldo per esempio si fa che non so un mese d'anno sa dia de sagida la conoscono in italiano e la conoscono pure in saldo e fissa da collega mia che fa che matematica poi tu che sono numero bilosata imparato in saldo io sono contento me io sono contento me dell'imparare ma a gatto difficoltà naramo che insomma è difficile perché come so pizzino de come non la regionano su saldo solo qualcuna che magari a so già io so che lo fa edana e resezzi di pure all'unare bene ma sono contento e lo che ne fare da poi abbiamo un esperto che come da quest'anno è benzente poi per Soras e non ha dato una mano sul professore Stefano Ruio che ho dato una mano volte che è pure su responsabile del portello linguistico di Riesi. Me da giusto di imparare a usare da suo pizzino su babbo e sa mamma lui andava a dare con suo pizzino dai minoretto l'unaro per me potete l'ho fatto però l'unaro pure poi dai pago in Tiesi come te Boffione de Sara che hanno fatto un corso di aggiornamento in noi questa professoressa Micaletto e questa professoressa Pinto noi che sono esperta proprio della lingua sarda e del bilinguismo nos hanno dato che bada pure sul fatto di conoscere la lingua sarda dai minoretti è una ricchezza manna per i piccini poi prima di tutto serve di poter fare conoscere in mezzo
con sa limba si a conosce in mezzo pure sa realtà desalda e sa che sono la tradizione desalda e poi è importante posa sul bilinguismo è importante poi te vaghe in modo che si sviluppa l'intelligenza dei piccini, l'intelligenza non hanno pago in italiano, perché sono termini italiani, l'intelligenza creativa, la riflessione metalinguistica, hanno più facilità pure a imparare le altre lingue, sono tante capacità che cioè non hanno una semplice, una maltra scuola, però non hanno pure studioso e quindi di ad essere una cosa ona è importante che sa lingua sarda si fa data in domo. Sì, cioè io ragazzo giusto meta, io da quando fui minoredda per dare su saldo, quando andai a scuola, sa maltra mi pregaiena e mi daiena che su saldo non si deve fare dare, poi te chi non fai dare che fai dare di saldo non imparai a italiano, pensa che io ho una tia mia che vi maltra, che magari le dio fuori domo, e io ero con mamma in saldo, però non avrai da che in scuola non si doveva fare. Dio l'ho pintato sempre come una guippa gusta, una cosa vera per a me. E invece, con su passare dei con su andare anni, sono ramo chi penso che non sia giusto questo, che anzi in scuola si deve imparare su usato, però non solo il suo progetto, questo progetto che durano magari per un mese e che viene in UE, si deve conoscere la cultura salda, la tradizione, se basta, ma secondo me che deve essere come te può tornare, su fine, non era in italiano, su obiettivo, deve essere su bilinguismo, saprà si impittare la lingua sempre con suo piccino e si cola giù e si cola in questo giù a meta mancari torna a narrare che è importante che si vede in famiglia perché si cola su questa ore ma in sa famiglia su piccino passa tempo in meta e tanto penso che sia importante questo. Per me si deve ponnere. Si vediamo un po' Silcola, sto concorso di Silcola di ad essere un'azienda in più, una ricchezza in più, se uno conosce su saldo. Poi te, vedendo pure rosuinari, se uno conosce su saldo, non ha bisogno di chiamare esperto da evora a lo fare. Eppure sono stato concorso, poi bisogna sapere prima di tutto è il tuo modo per per non avere morre questa lingua, perché se no che lo va da sono anziani si che muoiono e a Sabine no, con questa lingua diventa come sul latino una lingua morta, invece deve essere una lingua ia e si va da in suo ufficio, si va da in sa scuola, si va da in domo, io penso che sia da una cosa importante, poi te no. Secondo me di ad essere una cosa buona meta,